Siamo tornati in studio, passaggio di testimone con la collega, parliamo di politiche sociali, elemento fondante proprio in questo momento, da una parte di crisi economica che non si risolve, di impoverimento ineludibile della popolazione e c'è anche un altro elemento che caratterizza la nostra società, l'invecchiamento della popolazione, che impone un aumento dei servizi sociali. Per capire qual è la situazione in Veneto, qui con me questa mattina ho Manuela Lanzarin, buongiorno e benvenuta, assessore alle politiche sociali della Regione Veneto. Buongiorno. Innanzitutto bisogna sgomberare il campo e evidenziare che si deve passare da un welfare state, cioè delle politiche sociali di sostegno a pioggia, ad un welfare di comunità. Non può lo Stato da solo occuparsi di tutte le politiche sociali. Questo cambiamento che leggermente è stato avviato, ma insomma che deve ancora concretizzarsi in Veneto, su quali pilastri si fonda? Ma allora noi abbiamo una realtà già, tra virgolette, messa bene, perché ricordiamo che in Veneto c'è da molto tempo, è stata una delle prime regioni a attuare in maniera piena l'integrazione sociosanitaria, la seconda S nella dicitura delle nostre USL. Questo perché l'integrazione sociosanitaria è sempre stata portata avanti con il contributo di tutti, quindi il contributo delle istituzioni, della regione, degli enti locali, delle aziende sanitarie, ma anche con il contributo del mondo dell'associazionismo, del non profit, della cooperazione sociale, del terzo settore. E noi quindi abbiamo già un sistema molto radicato, molto forte di welfare, secondo welfare di comunità come viene chiamato, in cui tutti gli attori, tutti gli stakeholder partecipano e contribuiscono, quindi diventano un pilastro fondamentale. Infatti la maggior parte delle strutture che noi abbiamo vediamo che sono anche gestite da associazioni di volontariato, da cooperative sociali oppure da enti no profit e questo credo dia una spinta in più, non solo da un punto di vista delle risorse, perché sappiamo che le risorse sono sempre risorse in diminuzione, ma anche come progettualità, perché poi quando ci sono tanti attori così variegati, attori anche che partono dal basso, che vivono in prima persona anche determinate situazioni, riescono anche a costruire dei percorsi sperimentali innovativi effettivamente molto efficaci che vanno incontro alle singole esigenze, ai singoli bisogni. In questi percorsi innovativi, no, si potrebbe dire, d'accordo, il volontariato è sempre stata una gamba forte del sociale in Veneto, però il volontariato, lo dice la parola stessa, è la buona volontà, cioè non permette una strutturazione anche creando, chiamiamoli così, posti di lavoro, che invece bisognerebbe iniziare a pensare a garantire dei servizi sociali che al contempo però offrano anche una possibilità di occupazione. So che appunto in Veneto soprattutto si punta ad un volontariato che sia formato, competente e professionale. Come questi due elementi, no, di un volontario che è formato all'azione, della possibilità che di un'attività sociale si sviluppi un lavoro, si coniugano. Lei parlava di cooperative sociali, perché si potrebbe con un'unica mossa creare una doppia risposta, perché poi è sociale anche la disoccupazione, la mancanza di lavoro. Allora, noi dobbiamo partire dal presupposto che il volontario non si può sostituire allo Stato, non sarebbe corretto e non sarebbe giusto, insomma, in un'impostazione dello Stato come il nostro. Il volontario deve contribuire, però oggi c'è la necessità che il volontario sia sempre più un volontario formato, un volontario che sa rispondere, non un volontario improvvisato, no? Soprattutto quando parliamo di tematiche sociali, non so, anziani, disabili, probabilmente c'è bisogno di una formazione o comunque di una preparazione o di un'attenzione di un certo tipo. Io non so, faccio un esempio, posso pensare al servizio civile giovani. Quello è un modo per formare i nostri giovani, per fare ai nostri giovani un periodo di servizio, quindi anche remunerato, in alcune strutture, in alcune realtà e formarli quindi poi per diventare anche volontari successivamente, quindi volontari con determinate competenze. Il ruolo delle cooperative sociali, che già siamo a un passaggio successivo, no? Cioè organizzare un lavoro sociale da parte di una cooperativa
creando ovviamente occasioni di lavoro. Sì, noi abbiamo una realtà, in Veneto ci sono circa 850 cooperative, tra quelle di tipo A, quindi quelle di tipo assistenziale pure, che fanno servizi di un certo tipo, e quelle di tipo B, che sono quelle che invece hanno nel loro core business l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Quindi abbiamo un numero molto importante, quindi la cooperazione sociale si è molto sviluppata. Molte volte cosa assistiamo? Assistiamo che l'associazione dei familiari si trasforma in cooperativa proprio per strutturarsi e poi per dare un servizio, per gestire la comunità alloggio piuttosto che il gruppo appartamento, piuttosto che sperimentare la fattoria sociale, insomma, quindi ci sono molto spesso questi passaggi e lì allora diventa la cooperazione sociale diventa un momento importante, perché è un momento che parte dal basso, parte dai familiari, parte dalle persone, insomma, che hanno vissuto anche in prima persona determinate esperienze, però mettono a disposizione poi tutto un tessuto che può quindi creare anche posti di lavoro, reinserimento lavorativo. Anziani, in Veneto qual è la situazione e il sistema delle badanti, così come è strutturato adesso? Alle volte non regge, non può reggere, tutti noi più o meno abbiamo un'esperienza di questo tipo in casa e ahimè in casa c'è anche la crisi economica, impone a tutti gli elementi della famiglia di dover andare a lavorare qualora il lavoro ci sia. Cosa state pensando? O per allargare? Allora, il settore degli anziani è sicuramente uno dei settori più importanti e più delicati che abbiamo oggi, perché i numeri ci parlano, insomma, di una popolazione che sta sempre più invecchiando, quindi con necessità che diventeranno molto forti da qua a un paio d'anni. E numeri sempre più alti. Con numeri altissimi, quindi di prese in carico sempre più importanti. Al contempo abbiamo una crisi economica che continua a galoppare, quindi le risorse che molti anziani avevano, non pensiamo al disastro delle banche venete, che quindi hanno anche dissipato patrimoni di persone anziane che avevano messo. Io ho conosciuto storie anche di persone che avevano messo da parte per poi dire: quando entro in casa di riposo riesco a pagarmi la retta. Adesso si trovano con nulla, perché ci sono nelle vicende delle due banche, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, anche storie di questo tipo. Quindi la situazione economica è l'altro fattore importante, e l'altro fattore è la famiglia, cioè non c'è più una famiglia patriarcale numerosa che può anche prendersi cura e quindi può anche trattenere l'anziano più possibile nel proprio domicilio, perché oggi la maggior parte delle famiglie anche in Veneto sono monoparentali, quindi formate da un'unica persona, quindi non c'è più questo contesto. Quindi tutti questi elementi ci dicono che domani, quindi dietro l'angolo, il problema di come affrontare tutto questo ce l'abbiamo. La situazione com'è oggi? La situazione è che noi siamo in fase di riforma, la cosiddetta riforma delle IPA, molto attesa in Veneto da 16 anni, insomma. Quindi più case di riposo? No, sono iniziate le audizioni in quinta commissione, quindi adesso stiamo andando avanti. Più case di riposo no, perché le case di riposo sono già, insomma, molte e i posti che sono stati accreditati sono molti. Non abbiamo altrettante quote di rilievo sanitario, cioè quella quota che la regione dà per integrare la retta che poi paga il singolo anziano o il familiare, e qui dovremmo un po' fare dei ragionamenti per capire se riusciamo appunto a rispondere a più esigenze, quindi le liste d'attesa, tutto questo. Anche perché ci sono liste d'attesa lunghissime, le rette costosissime, necessariamente si ripiega sulla badante, perché diventa una situazione accessibile di assistenza, ma con tutta una serie di elementi, mi perdoni, che sono un po' arrabattati, no, ma è verissima sta cosa qui. Accanto a questo quindi poi ci sono i centri diurni, quindi uno può avere quel momento di sollievo, la famiglia quindi può essere un po' scaricata durante la giornata, molti sono aperti anche il sabato e la domenica, perché probabilmente c'è una famiglia che è a contatto quotidiano con una persona non autosufficiente, a un certo punto ha bisogno anche di una propria privacy, degli spazi anche da dedicare ai figli, insomma alla vita, agli affetti più cari, e quindi i centri diurni che danno questa risposta, o per lo più quando la famiglia si deve assentare perché non so, è malato la mamma che comunque accudisce, eccetera, insomma per episodi di questo tipo. C'è tutto il discorso della domiciliarità, quindi delle impegnative di cura domiciliare, che servono anche per integrare quelle che possono essere appunto le cosiddette badanti, oggi chiamate assistenti familiari, caregiver, insomma oggi le chiamiamo in molti modi. Qual è il problema qui? Qua il problema è che
noi come stiamo ragionando come Regione Veneto? Stiamo ragionando nel cercare di rendere più trasparente possibile tutto questo percorso, in modo che noi sappiamo quali sono queste badanti, da dove arrivano, che tipo di formazione, pensare anche a una formazione specifica, perché in molti casi non hanno una formazione e si occupano di anziani che hanno bisogno di un'assistenza quasi prettamente sanitaria. Poi è pensabile che anche adesso mi metto anche dalla parte di queste badanti, insomma H24, diventa anche il fenomeno del burnout, penso che possa interessare anche persone che magari arrivano da paesi dove le situazioni sono più difficili, magari sono anche più abituate, però l'H24, una persona... È un lavoro immane, cioè ecco. È un lavoro... sia per il paziente assistito che anche per chi assiste. Questi fanno 50 ore a settimana, cioè nel senso sono sempre la H24, cioè effettivamente poi c'è tutto il sommerso, insomma... C'è un sistema che non funziona né per loro e neanche per le famiglie. Né per le famiglie, perché non è garanzia di un servizio di un certo tipo di qualità, di trasparenza, né per loro, perché quindi per loro vuol dire lavoro, vuol dire remunerazione, vuol dire contribuire alla famiglia che hanno lasciato in Europa dell'Est, quindi non va bene né per l'uno né per l'altro. E noi cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di regolamentare, quindi di fare un albo regionale con determinate caratteristiche, accessibili a tutti, di pensare a una formazione specifica, insomma cercare di mettere il cosiddetto mondo delle badanti o delle assistenti familiari in un contesto più seguito, più trasparente, più formato, insomma, che dia delle risposte sia alle badanti stesse, a chi quindi intraprende questo lavoro, ma anche alle famiglie che si rivolgono a questo tipo di offerte. È pensabile un futuro in cui ci siano delle cooperative che in qualche modo, non so, un anziano, perché poi lei prima parlava dell'anziano a domicilio, però spesso anche l'anziano è al proprio domicilio da solo, ha una stanza sola, perché poi magari ancora adesso si trovano anziani che hanno appartamenti ampi, i prossimi settantenni avranno i mini appartamento, quindi non ci sarà neanche lo spazio per un'assistenza H24 se non di rotazione. C'è un progetto di pensare che appunto uno faccia il badante o la badante 8 ore al giorno, un po' come fanno gli infermieri andando a domicilio? Sì, di condominio, di quartiere, un concetto di questo tipo. No, ci sono dei progetti. Ci sono dei progetti che anche noi stiamo guardando con molta attenzione e sono legati a un po' a tutti i finanziamenti del social housing, nel senso nel social housing è previsto appunto questi mini appartamenti, alcuni assistiti anche perché poi il passaggio dall'autosufficienza a un'autosufficienza è molto breve a volte, con degli spazi comuni che quindi diventano gli spazi comuni anche per fare attività comuni di relazione, e con anche gli spazi per la badante e l'assistente familiare di condominio della struttura, in modo che uno sa che ha una persona 24 ore su 24 per qualsiasi necessità. Ci sono delle esperienze con una domotica così avanzata che effettivamente si sa se l'anziano cade in bagno e quindi c'è comunque vicino l'assistente o la OS, insomma l'assistente familiare che può correre in soccorso. Quindi ci sono delle esperienze di questo tipo che stanno venendo avanti e che guardiamo anche noi con molta attenzione, perché chiaramente oggi dobbiamo affrontare la casa di riposo così come la pensavamo noi un tempo, non esiste più. Deve essere una casa di riposo diffusa, perché non c'è più anche perché potrebbe attrarre anche, magari dei giovani italiani o anche dei fuoriusciti dal lavoro, magari potrebbero fare come si fa, faccio la badante, l'assistente 8 ore con dei turni, certo. Mi muovo anche se probabilmente la richiesta di operatori sociosanitari è in continua crescita, quindi quello è un settore su cui effettivamente non c'è crisi oggi. Però quello che noi dobbiamo un po' guardare, dobbiamo cercare di tener conto è che le case di riposo come un tempo non sono più previste. Uno entrava in casa di riposo, rimaneva 10 anni, moriva in casa di riposo. Oggi se noi parliamo con chi gestisce le case di riposo rimangono 6 mesi, cioè arrivano proprio nello stadio finale, diciamo così, per cui prima si cerca di fare tutto quel percorso familiare, quel percorso a domicilio, che però deve essere un percorso che ha dei parametri, dei criteri, dei paletti ben definiti e sia regolamentato. Quanto gli anziani, adesso io non voglio assolutamente ghettizzare, ma quanto l'anziano autosufficiente potrebbe diventare una risorsa in questa visione, no, di vita di comunità
in un social housing, quanto appunto può diventare l'anziano in gamba o pseudo in gamba utile per gli altri anziani, o quanto magari anche delle soluzioni, l'anziano con la famiglia, giovane, vivendo in un contesto di mutuo aiuto. Moltissimo, cioè questa qui effettivamente è anche una sfida futura, proprio io ho parlato di social housing, il co-housing sarebbe proprio quello, il giovane che non ha, il giovane oggi non riesce a trovarsi una casa, cioè non riesce quindi ad andare fuori dalla propria famiglia, dalla propria casa, perché i mezzi sappiamo solo quelli che sono. In un rapporto appunto di questo tipo potrebbe anche crearsi una sua indipendenza, e quindi ci sono anche qui insomma dei progetti, delle sperimentazioni di questo tipo. Dopodiché invece c'è tutto il progetto che è già diventato legge, cioè è in itinere in quinta commissione, quindi è già stato licenziato dalla Giunta, sull'invecchiamento attivo. Noi stiamo promuovendo l'invecchiamento attivo, e promuovere l'invecchiamento attivo vuol dire effettivamente l'anziano autosufficienza, l'anziano quindi ancora giovane, vederlo come una risorsa per gli altri, nel contesto a livello appunto del volontariato, piuttosto che a livello appunto di contesti come quelli che parlavamo, ma anche in contesti con i giovani, quindi anche uno scambio di conoscenze e competenze, insomma, la valorizzazione dell'anziano come risorsa. Secondo lei i tempi mentalmente, culturalmente sono maturi, perché vorrebbe dire uscire da una visione individualista che in qualche modo ha caratterizzato gli ultimi un po' pre-crisi, chiamiamola così, ad una visione di nuovo corale? Secondo lei c'è disponibilità, o si fa di necessità virtù? Ma io credo di sì, perché proprio come dicevo prima le condizioni che sono completamente mutuate, cambiate, impongono una riflessione di questo tipo. È chiaro che è sempre un passaggio molto culturale e noi su questo dobbiamo lavorare, quindi il passaggio culturale è importantissimo, quindi il coinvolgimento anche dei giovani, il coinvolgimento delle giovani generazioni, i passaggi che si possono fare anche tramite le scuole, insomma io credo che diventano importanti e fondamentali proprio per creare sempre più una cultura di questo tipo. Spesso ci si trovano in alcune famiglie, la situazione di oggi, in cui bisogna occuparsi del genitore anziano, che poi ci sono anche delle patologie purtroppo che obbligano ad assistere persone che non sono proprio vecchie, ma non sono anziane, ma c'è la disabilità, chiamiamola così. Dall'altra i figli piccoli, devi andare a lavorare, rivendicano le mamme e i papà la mancanza di asili nido, tant'è vero che se non entri nella graduatoria poi devi accedere alle strutture private e lì c'è un costo non indifferente. Ragionando sempre in termini di stipendi che si sono per tutti abbassati, e quindi come si fa quadrare questa situazione che poi non è così rara? Io sono fermamente convinta, quando parliamo di politiche per la famiglia, noi sappiamo abbiamo il più basso tasso di natalità e il più alto tasso di invecchiamento, quindi la nostra è una società che ha queste caratteristiche. Quindi l'investimento sulle politiche della famiglia diventa un investimento importante, e io ho sempre detto, insomma sono convinta di questo, che il bonus bebè, queste cose qui effettivamente non producono un effetto di rilancio, sì un sostegno ma anche un sostegno temporaneo, mentre l'investimento sui servizi per la prima infanzia sarebbe un investimento importante, cioè investire sulle strutture, sugli asili nido, e quindi che tutti abbiano la possibilità di accesso a un asilo nido vicino a casa a costi chiaramente abbordabili e rapportati anche al reddito. Esatto, questo effettivamente meriterebbe molto di più e sarebbe secondo me un rilancio per quanto riguarda il problema legato alla denatalità e alle politiche per la famiglia. Cosa state facendo in Regione Veneto? Ma noi è chiaro che stiamo adesso cercando di capire un po' da un punto di vista di finanza, che sappiamo insomma non è in questi tempi molto forte, insomma. Ci sono stati tagli pesanti al suo assessorato? C'è stato un taglio pesante da un punto di vista centrale, quindi dal governo centrale, che anche se adesso insomma ci stanno dicendo che ci stanno ripensando, hanno capito la portata, ma hanno tagliato dal Fondo Politiche Sociali Nazionale, a noi hanno tagliato circa 12 milioni, poi altri 5 milioni sul Fondo Non Autosufficienza, e quindi insomma dei settori nevralgici in cui venivano fatte anche tante politiche per la famiglia, quindi la volontà c'è tutta. È chiaro che a un certo punto ci dobbiamo scontrare con le risorse che noi abbiamo, però il fatto comunque di investire su, secondo me, servizi di questo
tipo diventa prioritario. Noi abbiamo degli investimenti adesso che facciamo per le famiglie numerose, per le famiglie monoparentali, chiaramente famiglie in difficoltà a cui cerchiamo di dare un contributo di questo tipo, però se noi effettivamente vogliamo rilanciare la natalità, le politiche per la famiglia, io credo che la conciliazione dei tempi di lavoro e quindi tempi di lavoro, tempi di cura e tempi per se stessi, degli interventi strutturali e quindi l'investimento proprio sulle strutture della prima infanzia sia effettivamente l'unica chiave di svolta che possiamo mettere in campo. Torniamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di politiche sociali con l'assessore regionale alle politiche sociali del Veneto, Manuela Lanzarino. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, stiamo così indagando il sistema delle politiche sociali in Veneto con l'assessore regionale Manuela Lanzarin. Lei diceva che ci vogliono degli interventi strutturali a sostegno dell'infanzia, quindi degli asili nido e delle politiche della famiglia. Lei sosteneva anche che ci sono degli aiuti per le famiglie in difficoltà. A questo proposito volevo chiederle che cosa pensa del reddito dato alle famiglie che si sta così proponendo a livello di governo, visto che lei parla di sistemi strutturali, di grimaldelli che poi risolvano le problematiche sociali ma creino anche occasioni di lavoro. Bisogna anche vedere un po' il sociale in una visione anche di mercato, perché poi è quello il comparto che si svilupperà. Allora, premetto che parlare di un reddito di cittadinanza così non mi piace molto, nel senso reddito di cittadinanza quindi a tutti indistintamente. Mi suona molto come un ritorno a un sistema assistenzialistico puro. Quindi welfare state. Sì, cioè nel senso noi insomma ti garantiamo per tutta la vita un sussidio perché tu fai parte... Che poi non è sostenibile, credo, da un punto di vista economico. Non è sostenibile, adesso non lo so i conti che ha fatto la Ragioneria dello Stato, però per carità, cioè quindi ti garantiamo un sussidio perché tu sei nella fascia dei poveri, insomma delle persone meno ambienti, eccetera. Io invece credo, e questo lo abbiamo anche fatto in Regione Veneto con anche il reddito di inclusione attiva, che è attivo in Veneto, noi abbiamo pensato a degli interventi finalizzati, quindi temporanei, 6 mesi più 6 mesi, insomma rinnovabili, in cui la persona in difficoltà fa un percorso di un certo tipo, un percorso di formazione, se deve acquisire nuove abilità, nuove competenze, perché non so, pensiamo al 55enne espulso dal mondo del lavoro, infatti, quindi deve formarsi, deve acquisire nuove competenze, quindi può fare un percorso formativo. Magari a tanti che ci ascoltano che hanno perso il posto di lavoro e che hanno